Seconda corsa, prima prova del Super Frustino Tommaso Grassi Hayward. Stavolta sono cavalli di 3 anni, 10 al via, 1 Corinto Light, Marcello Di Nicola, 2 Crinto Light, Santomollo, 3 Contigo, Enrico Cobellei, 4 Cosima Fer, Vincenzo D'Alessandro, 5 Calendula, Federico Esposito, 6 Century Breed, Antonio Greppi. In seconda fila 7 Capunca, Edoardo Baldi, 8 Cerbero Ellesetta, Andrea Farolfi, 9 Charming Colkey, Marco Volpato, 10 Costamagna Pax, Salvatore Cintura Junior. Problemi per Calendula che si getta di galoppo molto veloce. Century Breed cerca di scavalcare Crinto Light, riesce la manovra ad Antonio Greppi che quindi si installa al comando davanti 5, a Crinto Light, poi Contigo in terza posizione davanti a Corinto Light, poi Cerbero e Lezetta. Queste le posizioni alla corda. Intanto 14-9 i primi 200 metri con in vantaggio Century Breed davanti a Crinto Light. Di fuori scoperto è Cosima Ferma che avanza al largo trascinandosi Charming Colkey. Intanto arriviamo ai 400 in 33 con in vantaggio la figlia di Muscle Massive, Antonio Greppi in sulchi. Crinto Light con Santomollo si è accaparato la seconda posizione alla corda davanti a Contigo, poi Corinto Light, ancora una frazione in 15,5, vengono fuori 45,8 per i primi 600 metri. Passaggio davanti alle tribune con Crinto Light in mezza ruota su Cosima Ferma, ma poi rimane alla corda Santomollo perché non arriva nessuno. Ci prova ora Charming Colkey con Marco Volpato ad avanzare. Intanto il primo giro va via in 1 minuto e 5 decimi, sempre in vantaggio Century Breed con Antonio Greppi, Santomollo in schiena con Crinto Light, poi Contigo, chilometro in 1:15,6. Siamo sulla retta di là, prova a muoversi dalle retrovie anche Costamagna Pax, ma non è facile risalire. Ora è in quarta posizione affiancata a Cosima Ferma. Siamo a poco più di 400 dalla conclusione, frazione delle scuderie passate in 14,4. Siamo sull'ultima curva con sempre Century Breed, Crinto Light, Contigo nelle prime posizioni, poi Costamagna Pax, cavalli a 200 metri dalla conclusione. L'errore di Crinto Light sulla curva finale ed è Century Breed che ha corsa vinta, deve solo far scorrere i metri Antonio Greppi, mentre per il secondo posto Contigo con Enrico Bellei tiene a bada il finale di Cerbero Ellesetta a distanza siderale il numero 4 di Cosima Fer, mentre lotta per il quinto con il numero 7 di Capunca. Tempo al chilometro di 1:14,5 per Century Breed, Muscle Massive, Fiamma d'Asolo, l'azienda agricola Purlari, Giuseppe Conticelli al training, Antonio Greppi alla guida che si prende i primi 10 punti di questa prima batteria del Super Frustino.